Passa il tempo e il mondo cambia molto rapidamente, ma delle proprie radici non ci si può dimenticare mai. Ne sanno qualcosa dalle parti di Rozzo, dove la cultura cimbra è ancora viva e vegeta. E di quelle antiche popolazioni restano nell'altopiano dei 7 comuni vestigia molto chiare tanto nei nomi dei luoghi quanto nelle tradizioni dei paesi. Proprio a Rozzo si svolge ogni martedì di luglio e agosto un particolare mercatino cimbro. Gli espositori sono proprio tutti delle terre cimbre e quindi abbiamo espositori non solo dei 7 comuni ma anche della zona di Recoaro per esempio, di Posina, ma anche del Bassanese, di Marostica, di Breganze e tutti hanno delle cose molto particolari e non è un mercato appunto tradizionale, è proprio un mercatino tipico di prodotti locali e anche di artigianato molto, molto fine, molto particolare, dalle ceramiche al legno naturalmente che comunque la fa sempre da padrone in questi mercatini, però per esempio abbiamo anche una bancarella di chi fa e lavora la paglia e quindi fanno proprio per esempio dei cappelli anche su misura, se uno viene lo ordina il martedì e poi il martedì successivo si trova il cappello di paglia su misura apposta per loro. Per chi vuole approfondire c'è anche una bancarella con una selezione di libri sulla cultura cimbra. La proposta del mercatino sembra aver colto nel segno, data la risposta del pubblico. Abbiamo comunque un turismo che ha occupato i B&B qua del nostro piccolo paese e di seconde case che non manca mai. Il nostro è un paese molto tranquillo da questo punto di vista ed è frequentato da persone, magari famiglie, ancora abbiamo i nonni con i nipotini. L'estate del 2020 nelle montagne venete è molto particolare, ma la destinazione prettamente familiare di Rozzo pare non aver risentito dell'emergenza coronavirus. Per fortuna devo dire che non è cambiato molto, anzi abbiamo anche una grossa presenza, che forse è un po' una novità che vediamo, di persone che vengono anche in bicicletta anche dagli altri comuni, adesso con l'e-bike si fanno anche distanze importanti, dislivelli, la gente non ha più paura.